Ciao, sono Desiderio, di cognome faccio Bortolin, sono il titolare della Bortolin Angelo Spumanti di Valdobbiadene. L'azienda porta il nome Bortolin Angelo, è il nome di mio papà, è nata nel 1968 con questo nome, ma esisteva già prima. L'azienda si chiamava infatti prima Bortolin Desiderio e Figli, quindi ci sarebbe stato un seguito con la mia presenza, visto che porto il nome del nonno, rappresento la terza generazione. Quindi ormai sono 60 anni di azienda, ci saranno già presenti in azienda anche la quarta generazione, visto che ho 3 figli. E la passione a me è nata spontaneamente, nel senso che ho sempre vissuto a Valdobbiadene, ho sempre vissuto in azienda, ho sempre vissuto in famiglia e ho sempre solo fatto questo lavoro qua. Prima nei campi, nei vigneti e di conseguenza poi in cantina. Credo che la passione a Valdobbiadene sia un punto focale per tutte le famiglie, perché quella è la nostra economia e quella è la nostra terra. È difficile spiegare in poche parole una filosofia aziendale, una filosofia particolare come quella che teniamo in azienda e come famiglia. Produciamo poco, lavoriamo tantissimo, amiamo l'energia, amiamo la convivenza, amiamo stare con le persone. Lo slogan che abbiamo aziendale, il nostro patrimonio è l'umanità, perché davvero chi viene a Valdobbiadene prima a visitare la terra e poi viene in azienda da noi respira aria completamente diversa, ambiente sincero, ambiente sereno, giusta compagnia, bei sorrisi, tante emozioni. Questo è fondamentalmente ciò che ci contraddistingue come azienda, perché davvero abbiamo calmierato la produzione, quindi abbiamo dato un tetto a quello che facciamo e questo ci permette di mantenere un clima sereno, un ambiente sano e una convivenza tra tutti i collaboratori familiari molto ben centrato. Il termine rive da noi nel dialetto locale si identifica il vigneto in pendenza. I vigneti verticali appunto sono menzionati così, possono essere chiamati con i diversi nomi delle frazioni di Valdobbiadene e anche della nostra denominazione. Ce ne sono 43 frazioni e quindi 43 rive diverse. Differiscono uno dall'altra e sono una più bella dell'altra per il semplice fatto che per esposizione, per altitudine, per conformità del terreno, sono tutte meravigliose e esprimono emozioni continue. Però le rive sono anche fatica, sono belle sì, ma sono faticose da lavorare. La passione che bisogna metterci è elevatissima. Per questo ci chiamano comunità eroica, perché effettivamente non è semplicissimo lavorare le rive di Valdobbiadene. L'UNESCO ci ha riconosciuto patrimonio dell'umanità non a caso, credo, ha riconosciuto la passione, ha riconosciuto la fatica, ha riconosciuto l'aspetto comunitario delle genti di Valdobbiadene, ha riconosciuto le persone, ha riconosciuto la convivenza dell'uomo con la natura. Non abbiamo stravolto il nostro territorio pur sottraendone prodotto, perché alla fine togliamo dalla terra del frutto che poi trasformiamo in vino, però è una convivenza continua, è solo un premio, un valore che ci è stato riconosciuto, perché per noi viverci è normale, è normalità, ci si alza con il sorriso la mattina e ci si sorride prima di andare a letto. E quindi per noi il patrimonio dell'umanità lo è diventato con una semplicità naturale, credo, e per la bellezza che corrisponde a Valdobbiadene. Produciamo solo ed esclusivamente Valdobbiadene, facciamo comunque parte del mondo di Prosecco, però non amiamo chiamarci più Prosecco. La gente, tanta gente non sa che di Prosecchi ce ne sono ben 3 vini chiamati così, c'è il nostro, il Conegliano Valdobbiadene, c'è l'Asolo Prosecco e poi c'è quel Prosecco DOC che è nato 15 anni fa. Se semplicemente avendo 3 bicchieri davanti chiamiamo Prosecco tutti e 3 i bicchieri, non riconosciamo l'identità territoriale, non riconosciamo le caratteristiche e riconosceremo sicuramente uno migliore dell'altro probabilmente, o uno diverso dall'altro, perché ognuno è diverso e caratteristico di se stesso. Bisogna cominciare a creare e a donare e a regalare l'identità di ogni prodotto. Noi preferiremo che il nostro venga chiamato Valdobbiadene DOCG e noi produciamo solo ed esclusivamente questo, quindi accontentiamo una fetta di pubblico e una
un consumo particolare, quello di alta collina. Lo presentiamo nelle diverse sfumature, quindi dall'extra brut a 0 grammi litro di residuo zuccherino, la versione brut con un po' di zucchero, l'extra dry con un residuo un po' più importante, fino alla versione dry. Il caratteristico è difficile perché credo che ognuno preferisca un vino diverso e credo che lo preferisca anche a seconda del momento in cui si beve, il momento nella giornata. Il mattino io preferisco bere un Valdobbiadene morbido, un Valdobbiadene con un po' di zucchero, perché mi aiuta, mi regala energia, mi aiuta a mettermi il sorriso. Man mano che vado durante la giornata, allora comincerei a preferire i vini un po' più secchi, a cominciare dall'extra dry, poi il brut, poi l'extra brut. È versatile il nostro vino, è per quello che è un vino di successo. Accompagna qualsiasi cosa, qualsiasi momento, qualsiasi evento e regala sempre emozione, quindi non c'è uno più caratteristico dell'altro, è uno più buono dell'altro. Preferirei non parlare di successi perché e riconoscimenti. Non mi piace parlare dei riconoscimenti perché nel momento in cui vinci un premio o vinci una medaglia sei primo in quel momento, nel momento successivo non lo sei più, è qualcun altro. Credo che siamo tutti buoni se siamo nel mercato, o spero che tutti i prodotti siano buoni. I riconoscimenti più importanti sono la stima che le persone ci dimostrano, la fiducia che ci dimostra, il mercato che risponde anche all'estero, pur non vendendo la nostra bottiglia con una parola magica che è Prosecco e non scrivendola, scrivendo solo Valdobbiadene di OCG, nel mondo fanno fatica a recepire questa nostra filosofia. E appunto chi lo fa vuol dire che sposa l'impegno, sposa la passione, sposa la qualità con cui produciamo le nostre bottiglie. Il futuro è già incerto di suo. Credo che Valdobbiadene abbia bisogno di poca uscita di casa per andare ad incontrare il pubblico, quindi credo poco nelle fiere ormai, credo invece nel portare più persone possibili a Valdobbiadene, perché se vogliamo riconoscere l'identità, se vogliamo far vedere la bellezza e far assaggiare questo meraviglioso prodotto che è il Valdobbiadene nella terra di origine, allora creeremo, credo, ambasciatori, e abbiamo bisogno in tutto il mondo di far conoscere la diversità tra i diversi prodotti. Quindi più gente viene a Valdobbiadene, più noi ci spendiamo per accoglierli e per fargli visitare la nostra terra e far assaggiare i nostri prodotti, più futuro certo, o comunque vero futuro, avranno anche le prossime generazioni. La nostra bottiglia è stata brevettata, è stata un'idea mia, ma l'aneddoto dice che eravamo in un campo insieme a mio papà e mio papà mi parlava di questa pianta della vite. E la forma della bottiglia i più la riconoscono come perché va bene essere presa in mano, no? E si va bene a versare il contenuto. In realtà non è questo il motivo, questa è stata una conseguenza. E la forma della bottiglia vorrebbe ricordare la forma della pianta della vite. La vite è un arrampicante, la vite è una liana, la vite, se non impostata, è una pianta che corre. E questo suo correre e questo suo impostare da parte dell'uomo fa sì che ruoti su se stessa man mano che cresce e abbia due lati abbastanza rotondeggianti e due lati abbastanza quadrati in qualsiasi pianta della vita di qualsiasi posto al mondo. Mio papà mi raccontava di questa pianta, mi diceva che la conosceva fin da quando era piccolo, mi diceva che era sempre stata molto generosa, che aveva sempre fatto un buon frutto. Allora io immaginavo che quella pianta dovesse essere una forma di contenuto per il prodotto che donava. E da lì studio, architetto, vetreria, industrializzazione dell'impianto, e abbiamo realizzato questa bottiglia che facciamo fino ai 3 litri, quindi anche una bella bottiglia grande. È una bottiglia particolare, una bella bottiglia, vestita anche con i colori di Valdobbiadene. Le etichette delle nostre bottiglie ricordano il sottosuolo, tutto ciò che troviamo nel sottosuolo di Valdobbiadene. Il nero dell'humus, il marron della terra, il giallo champagne del ciotolo, del sasso, della terra di Masegno, come si chiama da noi, fino ad arrivare ai
ha il colore del Salisse. Il Salisse è una terra, un fango arcaico molto vecchio che si trova principalmente sotto la collina di Cartizze a Valdobbiadene, e abbiamo voluto dare questi colori della terra alle nostre versioni di Valdobbiadene 10G. In più abbiamo dato anche ad altre 3 versioni di Valdobbiadene i colori delle foglie della pianta, della vite, perché senza la pianta il terreno non produce, e questi colori li abbiamo ottenuti guardando la foglia verde nel momento di massima espressione vegetativa. Gli abbiamo dato il colore giallognolo autunnale, e gli abbiamo dato il colore rosso ramato, che è la foglia morta, quando la pianta ha deciso di smettere di vivere per addormentarsi, andare in letargo e ricominciare dopo qualche mese. Perché si dice molti pampani, poca uva. Carina, carina, molto carino. È come dire semplicemente anni d'erba, anni e non lo dico, vuol dire che quando c'è troppa vegetazione, troppa energia, troppa esplosività, ne risente il frutto da questo punto di vista, e quindi vuol dire non esageriamo mai, ok? Andiamo con i piedi per terra, facciamo poco, facciamolo meglio se possibile. Grazie dell'ospitalità, è stato un vero piacere da parte dei Bortolini Angelo Spumanti di Valdobbiadene, a nome veramente di tutti. Un caro saluto a tutti gli amici di Treviso Tiramisù, e ricordate che chi non lavora